l'intenzione era di attirare la passione, accendere il sogno nei nostri tifosi, facendo una squadra molto competitiva, facendo anche dei prezzi molto competitivi per quanto riguarda il costo dell'abbonamento. Ho visto la divisione per ogni partita, mi sembrava una cifra giusta per avere il nostro stadio più pieno possibile. Soddisfatto della squadra messa su? Sì, sono soddisfatto, vedo il lavoro che sta facendo il mister, l'attenzione nei dettagli, chiaro idea del calcio che vuole proporre il Catania quest'anno. Non c'è dubbio, quando inserisci così tanti nuovi calciatori, un minimo di tempo bisogna lasciarlo per creare quel collettivo che poi è sempre l'arma vincente di un club. Gli individui oggi sono forti, il collettivo va costruito, va lavorato, ma sono molto fiducioso. Catania è favorito per la promozione? Non so se Catania può essere il favorito considerando i grandi cambiamenti nella rosa. Penso che ci sono altre squadre forse prima di noi oggi, poi strada facendo vedremo. L'organico è ancora da completare? Sì, ora siamo in una fase di valutazione un po' dei costi, siamo un po' vicino al tetto massimo. Sappiamo che c'è ancora 8-9 giorni di mercato, siamo vigili, vogliamo capire chi e dove per inserire quei forse uno, ma massimo due calciatori che ci fanno fare un piccolo salto. Considerato appunto l'arrivo di Carmi, avete individuato anche dei ruoli dove andare a lavorare? Abbiamo parlato tanto sia con il mister che con Antonello, ho lasciato un po' perché loro trovavano la sintonia sul ruolo, così noi potevamo fare un po' di strategia. Visto la squadra che abbiamo oggi a disposizione, non c'è l'esasperazione di inserirli per forza. Secondo me già con Di Carmine è una squadra molto, molto competitiva, però se durante questi ultimi giorni di mercato capita un'occasione, secondo me ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione. Secondo me anche forse un'altra punta, sempre con caratteristiche un po' diverse, per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister, considerando sempre l'avversario che andiamo incontro. Ha già in parte risposto a questa domanda, come avete preso i risultati di questi test non proprio convincenti? Se mi baso solo sul risultato faccio un po' la riflessione che faccio sempre, anche come quelli dell'anno scorso, è più il mio pensiero è più legato al lavoro che deve fare, il lavoro che sta facendo, cercando di capire i vari passaggi per arrivare alla squadra che tutti noi vogliamo vedere in campo. Sono consapevole che questo ci vuole un po' di tempo, non sono preoccupato per un risultato che un po' mi dispiace perché l'avversario è quello che era, però è più importante il lavoro di base che non si può sbagliare per preoccupazione di essere pronto per il 1° settembre. Il mister sta lavorando bene, i concetti sono diversi, nuovi, e ha bisogno di un po' di tempo per far funzionare bene quel collettivo.